anche i giorni nostri, perché veramente stiamo parlando di una canzone un monologo che poteva essere stato scritto oggi. Allora, dicevamo, archiviata la pratica delle primarie che hanno toccato, diciamo così, la prima parte di Rebelot con il psicodramma di Cofferati, passiamo alle note serie, perché certamente, diciamo così, l'onda emotiva, lo spavento e quella tensione che ci ha fatto fare anche nel nostro piccolo qui 2 puntate in cui sembrava di essere alla CNN, in cui in continuazione cercavamo di darvi degli aggiornamenti e degli approfondimenti con quel tono concitato che si ha quando si sa di star raccontando un qualcosa che cambierà il corso, se non della storia, quantomeno del modo di pensare. Ebbene, domenica c'è stata la grande celebrazione democratica di Parigi. 2 milioni, 1 milione, 5 milioni, insomma tutta la Francia si è riversata nelle piazze e tutti i governanti del mondo in quella fotografia che passerà davvero, penso, alla storia, quantomeno della fotografia, si sono schierati i capi di Stato. E l'impressione che ho avuto io, ma vi invito anche a scrivermi per SMS la vostra al 346 64 277 56, un'impressione non razionale ovviamente, è stata quella di dire: guarda che risposta francese, ma dirò di più proprio europea, occidentale, guarda come quando la situazione è grave il mondo di cui facciamo parte, la civiltà di cui facciamo parte, sa trovare una sua compattezza. Questo, se volete, è il messaggio emotivo che è stato lanciato da quella passerella molto impegnata di leader, da un François Hollande che mediaticamente ha retto bene la scena, però ci sono dei però, e oggi noi questi però li dobbiamo andare a toccare, e li tocchiamo grazie a un giornalista che è stato nostro ospite proprio alla fine di settimana scorsa per parlare dei combattenti stranieri nelle file del califfato che tornano da queste guerre e fanno gli atti terroristici di cui vi abbiamo parlato. È Gian Michalessin che è in onda con noi. Buon pomeriggio, Gian. Buon pomeriggio a voi. Allora, oggi noi non parliamo, diciamo così, di questi foreign fighters che sono la causa o lo strumento di guerra del califfato, ma parliamo proprio di quella foto di gruppo dei potenti del mondo, dove, se ci sono, diciamo, in effetti degli elementi di compattezza dell'Europa, di solidarietà, in qualche modo, per quanto può essere sincera la politica, reali, c'erano sicuramente dei personaggi ambigui. Beh sì, è una foto di gruppo inquinata da presenze ambigue e inquietanti, direi. Una è sicuramente quella del premier turco Ahmed Davutoglu, teorico del cosiddetto neo-ottomanesimo, secondo cui la Turchia dovrebbe diventare nuovamente la grande protettrice del Medio Oriente, come il vecchio impero ottomano, e diventare un pochino il nuovo grande califfato, il nuovo simbolo dell'Islam, ma soprattutto un premier che molto spesso non ha fatto mistero della sua amicizia, della sua propensione a difendere gruppi anche apertamente terroristici come l'ISIS. Non dimentichiamoci che ad agosto, mentre l'ISIS spargeva il terrore, conquistava Mosul, riduceva in schiavitù le popolazioni yazidi, costringeva alla fuga i cristiani e li perseguitava, il nostro premier Ahmed Davutoglu dichiarava tranquillamente a una televisione turca che in verità l'ISIS non era un gruppo terroristico e che la responsabilità per gli orrori che si stavano manifestando nel nord dell'Iraq erano responsabilità solamente del governo iracheno che aveva delegittimato la minoranza islamico-sunnita, mentre per quel che succedeva in Siria anche lì era tutta responsabilità di un governo dittatoriale che rappresentava solamente il 12% della popolazione. Sicuramente non andiamo bene non andiamo meglio con l'altro ospite della sfilata di domenica, ovvero sia il fratello dell'emiro di quel Qatar, che è sinistramente ricordato non soltanto per aver contribuito con la Francia all'uccisione di Gheddafi e alla trasformazione della Libia in un buco nero del terrorismo, ma soprattutto per aver finanziato e armato tutte quelle legioni di jihadisti che vivono e che operano all'interno della Siria.
L'ISIS è stato finanziato ripetutamente per stessa missione del sottosegretario al tesoro americano da finanziatori che avevano come base, che avevano le loro basi nel Qatar, che è invece considerato un grande amico della Francia, che gli ha addirittura realizzato una legge di defiscalizzazione per consentire agli emiri l'acquisto di palazzi e castelli nel cuore di Parigi e nel cuore della Francia, in un Qatar che ha investito milioni di euro nel Paris Saint-Germain, un Qatar che è andato a braccetto sia con il presidente Hollande oggi sia con il presidente Sarkozy prima, ma non si è mai fatto scrupoli a finanziare tutti i peggiori gruppi terroristi, dal Nusra all'ISIS in Siria fino ai gruppi terroristi e jihadisti che operano in Libia. Ma cosa ancora più imbarazzante forse per quel che riguardava la presenza di Ahmed Davutoglu, premier turco, è che mentre quel premier turco marciava nel cuore di Parigi, la polizia e i servizi di sicurezza francesi erano ancora sulle orme della Hayat Boumediene, la fidanzata di quel terrorista Mehdi Koulibaly, che sappiamo oggi, per la missione degli stessi turchi, che il 2 gennaio è fuggita dalla Francia ed è arrivata a Istanbul, dove nessuno l'ha fermata, e esattamente un giorno dopo la strage al giornale, al settimanale Charlie Hebdo, la stessa Hayat Boumediene ha potuto attraversare indisturbata la frontiera turca e transitare in quella Siria, dove si è unita probabilmente agli amici del suo fidanzato, quei gruppi jihadisti dell'ISIS, dove peraltro, attraversando quella frontiera, dove peraltro nei mesi precedenti erano passati altri 1300 jihadisti francesi, altri 1300 jihadisti partiti dalla Francia che l'amica Turchia, rappresentata da Ahmed Davutoglu, non ha mai fermato. 1300 è un numero che, se rapportato ai 4 e al casino che hanno fatto in 4, non può che mettere i brividi. Un altro passaggio di questa grande manifestazione di Parigi, in cui è emersa comunque la figura di François Hollande con uno standing importante, almeno dal punto di vista mediatico, e che gli viene riconosciuto, quello di dire, insomma, ha portato la Francia a non perdere l'unità. C'era la presenza di Sarkozy per far vedere al popolo francese che le divisioni politiche andavano lasciate in secondo piano. Tutto questo è vero, però manca un tassello, manca quel Front National che ha preso il 25% alle ultime elezioni europee in Francia. In che modo è stato gestito il rapporto con Marine Le Pen da parte di Hollande in questa occasione? Marine Le Pen è stata cortesemente bandita, cortesemente esiliata, le è stato richiesto di non partecipare alla manifestazione, un passo falso, gravissimo per François Hollande, che in questo modo ha di fatto esiliato non soltanto Marine Le Pen, ma ha esiliato appunto quel 25% dei francesi che non hanno nessun'altra colpa che quella di aver votato il Front National, e che sicuramente non possono essere accusati di collusione con il terrorismo o con i gruppi jihadisti. Cosa ancora più grave, perché diciamo che oggi un francese su 4 ritiene di essere meno considerato di quelli delle nazioni che invece hanno fattivamente contribuito e cooperato lavorato a rinforzare l'attività dei gruppi terroristici, dei jihadisti e dei jihadisti internazionali. Ecco, questo certamente è un dato che ieri forse sfuggiva, perché si guardavano tante altre cose, le tantissime persone, i tanti capi di Stato, e quindi l'assenza di Marine Le Pen magari ieri si avvertiva meno, però oggi è una notizia che ci sta tutta a dire che è stata in realtà esclusa da questa manifestazione, nonostante abbia avuto un atteggiamento nei confronti dell'attentato per nulla strumentale, non ha cercato in alcun modo di criticare, come magari potevamo immaginare, Hollande, l'apparato di sicurezza. Ha fatto delle dichiarazioni molto responsabili, o almeno me ne sono persa qualcuna forse. No, Marine Le Pen ha avuto un atteggiamento, diciamo, molto istituzionale, molto francese, molto in linea con quella tradizione francese di unirsi a corte quando il paese è minacciato.
consapevole che qui il grosso errore era stato commesso ovviamente l'ha fatto anche perché è un'intelligente scaltra politica, consapevole che gran parte dei francesi hanno intravisto dietro questi attentati anche gli errori commessi da un governo che da due presidenti che nell'ambito dell'ultimo quinquennio si sono schierati apertamente dalla parte di nazioni come il Qatar che hanno appoggiato il jihadismo o hanno appoggiato la caduta di personaggi come Mubarak, come Gheddafi, che rappresentavano sicuramente un tappo alla diffusione dell'al-qaedismo e del jihadismo. Le Pen ha deciso in questo frangente che le colpe del governo erano così evidenti e le incapacità dei servizi segreti di prevenire l'attentato era stato così evidente, ma anche la volontà di François Hollande di ridimensionare la minaccia terroristica appunto per non regalare voti al Front National era stata così evidente che a lei conveniva appunto assumere un atteggiamento nazionale, assumere un atteggiamento molto, molto attento e stringersi a corte con il resto del governo. Ma mentre lei offriva la mano a François Hollande l'ha rifiutata, l'ha emarginata e in questo modo le ha fatto un grosso regalo politico, dimostrando ancora una volta la sua incapacità e la sua inettitudine politica. Ecco, questa certamente è una lettura che si basa sui fatti concreti. Io vi invito ad andare a guardare l'articolo proprio che ha scritto oggi Gianmichele Lessin su Il Giornale, lo potete trovare anche nella versione online, e vi invito anche perché nelle chiacchierate in radio si dicono nomi, cose che magari si corre un po' troppo, mentre lì andate e trovate tutti i riferimenti. Intanto lo ringrazio perché è sempre molto disponibile e preciso. Gianmichele Lessin qui ai microfoni di Radio Padania, è sempre un onore, grazie. Grazie a voi, buonasera. Ecco, abbiamo sentito insomma un altro degli osservatori che abbiamo in qualche modo la fortuna di avere insieme a noi qui a Rebelot, una di quelle persone che quando parla di terrorismo islamico, quando parla di Turchia, non ne parla dal sicuro di una scrivania di redazione, ma ne parla da inviato di guerra sul campo, uno di quelli che con gli occhi della guerra, quell'iniziativa editoriale del giornale, viene proprio spedito con tanto di giubbotto antiproiettile comprato dai lettori a fare i reportage che in qualche modo stanno, almeno giornalisticamente, colmando delle lacune. Dicevamo, la puntata di oggi vorrebbe essere un po' così, un po' saltellante. Adesso abbiamo non troppi minuti, però continuate a scrivere durante le interviste, durante gli interventi, perché vorrei cercare davvero sempre di dare anche la vostra voce. 346 64 277 56 sms, qualcuno senza neanche bisogno di dirglielo l'aveva già fatto. Ad esempio abbiamo uno degli Anonymous, ormai vi chiamerò così, che segnala un articolo su libreidee.org che dice: francesi sono coi terroristi in Siria, è un segreto che inchioda Hollande. Beh, non è tanto un segreto. Piccola considerazione: ieri su Libero, secondo l'Anonymous, Mossad avvisa Italia che arriveranno tagliagole sui barconi, gli islamisti ci mandano le cellule dormienti, noi abbiamo 80% di popolo dormiente. Chi vincerà non lo so, però chi farà sogni d'oro mi sembra chiaro. Poi abbiamo invece Federico da Como, che è stato molto contento ieri a vedere Renzi che non era, insomma, lui scrive non cagato dagli altri, che invece si abbracciavano tutti. Ecco, poi ci sono queste che fanno parte della narrazione mediatica dell'evento, e devo dire la mia impressione era proprio Renzi era l'italiano medio che va al funerale e si comporta da italiano medio, risolini, quell'atteggiamento che non so descrivervi e non lo saprei fare nemmeno se potessi usare delle parole scritte, ma che vi rendo così, quello che insomma ci sono, però tra poco devo andare e non sono veramente qui, sono qui perché insomma ci devo essere. Però queste sono mie parzialissime, partigianissime, dipartissime considerazioni personali che lasciano il tempo che trovano, giusto quello che ci porta, veleggiando e senza jingle, alla pubblicità. Interrompiamo le trasmissioni per annunziarvi un'invenzione audace e lungimirante: il telefono mobile. Questo futuristico apparecchio che da taschino traghetterà la vostra voce in ogni dove, annientando l'invalicabile muro della lontananza.
Un giorno tutti avremo accesso alla tecnologia. Quel giorno è arrivato. Nuova Ibiza High-Tech con Seat Navi and Drive, completo di navi touch, Bluetooth e audio streaming a 9.550 euro e tasso zero. TAEC 314, salvo approvazione Seat Financial Services. Scoprila anche domenica e su seatitalia.it. A scuola di business. Oggi musica. Come accordare tecnologia, efficienza e convenienza con un'occasione imperdibile. Fino al 31 marzo con i furgoni Transporter e Caddy il pacchetto Tech and Sound è in omaggio. E da oggi gli strumenti giusti per il tuo lavoro sono ancora più accessibili. Per te finanziamento a TAN 0 e TAEG 239 e polizza furto e incendio per un anno gratuita. Questa sì che è musica. Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. E c'era quel turbinio di notizie che venivano superate, non so chi ci ascoltava, magari anche in quei giorni ci ascolta oggi, venivano superate un minuto l'una dall'altra, come insomma anche il fatto dell'assedio nel negozio kosher, il negozio di alimentari ebraici a Parigi, è successo a tutte le fonti di informazioni e forse anche un po' a noi di trattarlo solo nella sua natura militare. Abbiamo solo sottolineato il fatto che la posizione era molto strategica per prendere degli ostaggi, perché si trattava di un negozio ad angolo, e in più un negozio kosher non può essere stato scelto a caso da degli estremisti islamici. Infatti ad aver paura oggi in Francia sono soprattutto gli appartenenti alla comunità ebraica, tant'è vero che il governo, è notizia di oggi, ha schierato, pensate, 5.000 soldati, 5.000 a difesa delle 700 scuole ebraiche di Francia. Quindi vuol dire che una minaccia reale in questo momento c'è e probabilmente è percepita anche dalla comunità ebraica di Francia. Per capirci meglio però di questi mondi che a volte vengono trattati in modo un po' superficiale o per stereotipi, noi abbiamo la fortuna invece di trattarli con Anna Momigliano, che di questioni di Israele, di comunità ebraica se ne intende, è la caporedattrice di Rivista Studio ed è in diretta con noi. Buon pomeriggio Anna. Buon pomeriggio. Allora, da che parte iniziamo a prendere questa questione? Io direi di partire da quel dato che citi in un articolo apparso appunto su Rivista Studio di 7.000 ebrei francesi che nel 2014 sono trasferiti in Israele. È la nazionalità tra gli immigrati verso Israele più alta, e a questo punto le cause non possono essere solo quelle di una Israele che conosce una crisi meno forte dell'Occidente, ci deve essere forse qualcosa di più. Sì, come dicevi, i francesi sono il primo numero di immigrati in Israele. Israele concede il diritto di immigrazione a tutte le persone di religione ebraica, indipendentemente dal loro luogo di origine, ed è piuttosto condivisa l'opinione che l'antisemitismo, che attacchi come quelli di oggi, ma anche come la strage di Tolosa nel 2012, svolgano un ruolo. Detto questo, è difficile, non esistono studi sulle motivazioni. Un dato che sappiamo è che la maggior parte degli immigrati francesi in Israele sono di fascia economica medio-bassa, quindi è probabile che ci sia anche un fattore economico, perché sappiamo che emigrano più gli ebrei poveri rispetto agli ebrei ricchi, quindi è molto probabile che ci sia anche un aspetto economico. E poi non esistono dati, però c'è una certa impressione per cui a emigrare in Israele sono soprattutto gli ebrei di origine medio orientale,
e non gli ebrei di origine europea, quindi persone che magari hanno legami meno forti con la Francia. Ecco sì, questo certamente è una fotografia di coloro che vanno verso Israele che diciamo può ridimensionare la lettura sull'antisemitismo, però ci sono dei dati che non sono solo quelli dei sondaggi, ma anche degli episodi di violenze, aggressioni fisiche che hanno visto proprio come oggetto gli ebrei di Francia, che incominciano ad assumere una struttura preoccupante. Se provo ad affiancare io le due cose, politicamente ieri proprio in una sinagoga sono andati insieme François Hollande e Sarkozy per dare il conforto dello Stato francese proprio alla comunità ebraica. Sì, esatto, sicuramente ci sono stati alcuni episodi estremamente gravi, appunto l'attentato dei giorni scorsi, nel 2012 c'è stata la strage di Tolosa in cui un terrorista islamico ha aperto fuoco davanti a una scuola elementare ebraica, nel 2006 c'è stato l'omicidio di Lana Haimi, dove in realtà la motivazione ideologica non è proprio così chiara, non è chiaro se fossero, insomma, erano ragazzi musulmani però non legati a estremismo, quindi, però diciamo che la percezione è quella di un pericolo montante. C'è da dire che se Hollande e altri politici sono andati in sinagoga è anche perché comunque c'è una certa percezione, diciamo che il rapporto tra comunità ebraica e Stato francese non è proprio dei più rosei, per cui diciamo che in queste situazioni diventa più importante farsi vedere. Anche se in Francia, sempre sei tu a scriverlo appunto su Rivista Studio, c'è la più grande popolazione ebraica dell'Europa occidentale, stimata intorno a 300.000 persone, sono 500.000 persone, sono le stime ufficiali, ed è però probabile che sono molti di più, perché non tutti gli ebrei, come sappiamo, sono iscritti in una comunità ebraica. Ci sono tante persone che sono ebrei però non frequentano, non hanno un tesserino, mettiamola così. Esatto, quindi sicuramente sono stime da guardare in eccesso e non in difetto. Beh, certamente adesso c'è questo fatto delle scuole ebraiche che sono sotto strettissima sorveglianza. Secondo te è una precauzione o è più un'esigenza psicologica in questa fase? È ovviamente una risposta che non è esatta, ti chiedo un'impressione. C'è anche qui è una questione di percezione. C'è da dire che l'ebraismo dell'Europa continentale ha sempre assunto questa posizione di andarci giù pesante con la sicurezza, no? Anche in Italia, dove non ci sono stati attentati, mi sembra dall'82 che non ci sono attacchi violenti contro scuole ebraiche, però nelle scuole ebraiche per entrare c'è il metal detector, e questo da un lato sicuramente fa sentire più sicuri i genitori, però c'è anche un po' il rischio, secondo me, che crei un po' una mentalità d'assedio che nasce da preoccupazioni reali, però può creare, diciamo, secondo me dal punto di vista psicologico rischia di avere anche degli effetti negativi. Di fare una paranoia. Capisco le loro motivazioni, però la tensione a volte si autoalimenta in queste situazioni. Ecco, sempre in questa analisi degli ebrei francesi, della comunità ebraica in Francia e del suo stato d'animo, veramente un articolo dove si prende il polso in qualche modo di quello che è uno degli aspetti forse un po' trascurati di questa vicenda finora, opinione personale fin qui. C'è anche il rapporto della comunità ebraica controverso con il Front National, perché da una parte certamente Jean-Marie Le Pen non si può annoverare tra gli amici della comunità ebraica né di Israele, ma dall'altra c'è Marine Le Pen che con la sua politica contro il fondamentalismo islamico, contro un certo tipo di immigrazione, addirittura sembra attrarre delle simpatie. Riesce a inquadrare un po' questo rapporto, per quanto controverso? Allora, partiamo dai dati. Noi sappiamo, perché c'è stato un sondaggio, che all'ultima elezione il 13% degli ebrei francesi ha votato Front National. È presumibile, io non ho la sfera di cristallo, che lo abbiano fatto in funzione anti-islamica, e questo nonostante tra i vertici della comunità e il Front National esiste un rapporto freddissimo. Dobbiamo ricordare che Jean-Marie Le Pen, che è uno dei fondatori, ha una condanna ottenuta nel 2008 per negazionismo dell'Olocausto, che in Francia è un reato penalmente perseguibile, e non solo, ma non tanto Jean-Marie Le Pen, ma i cofondatori insieme a lui del Front National nel dopoguerra erano
dei piccoli, hanno svolto un ruolo nel regime di Pétain, erano dei collaborazionisti, quindi non si parla di idee controverse, si parla di persone che hanno fisicamente aiutato i nazisti a mandare gente nei forni. Quindi diciamo che c'è una memoria storica molto, insomma, che non si cancella dall'oggi a domani. È vero che Marine Le Pen su queste cose ha abbassato i toni, non ha mai detto niente di antisemita, però è anche vero che non ha mai preso le distanze dal padre, soprattutto dai compagni di partito del padre, e quindi la posizione ufficiale della comunità ebraica francese è sempre stata estremamente critica nei confronti del Front National. Detto questo, poi ci sono persone che lo votano. Ecco, in questo senso c'è da parte della comunità ebraica in generale, ecco, della cultura ebraica più che della comunità ebraica, un riflesso automatico. Quando si parla di destra populista deve essere per forza anche anti-israeliana, senza a volte andare a guardare. Nel caso di Marine Le Pen e il Front National in effetti ci sono delle criticità, in altri casi sono molto più sfumate. Ad esempio nel caso italiano la Lega non è un partito anti-israeliano per come si dice, tradizione, nemmeno filo israeliano, però non è certamente un partito antisemita. Beh, io penso che questo riflesso automatico, se esiste al di fuori. Appunto, quando si parla di rapporti tesi tra comunità ebraica e Front National, è perché esistono delle ragioni storiche molto precise. Cioè il Front National non è qualcosa che è nato l'altro ieri, è qualcosa che è stato fondato da Jean-Marie Le Pen e altri due signori, uno dei quali era un ex membro della Repubblica di Vichy, insomma, per cui non è che sono un po' ci sono delle ragioni storiche che ne so, magari domani si potranno superare, però stanno lì, non è che se la sono legate al dito, perché c'è stata l'occupazione tedesca, c'è stata la Repubblica di Vichy, c'è stato l'Olocausto, che non sono proprio dettagli della storia. Io personalmente non ho mai sentito, anzi diciamo che le comunità ebraiche ci tengono sempre a precisare che non ha un colore politico l'ebraismo, ci sono ebrei di destra, ebrei di sinistra, ebrei di centro, ebrei di estrema destra e di estrema sinistra. Ovviamente laddove c'è un partito che ha nel passato, nel presente, delle forti connivenze con un regime collaborazionista, allora cambiano le cose, certo, ma perché c'è un dato sono, storico, sono dici. quelli che se la sono presi con gli ebrei, non il contrario. Esatto, c'è un dato storico, mentre quel riflesso che così percepivo io è più fuori dalla comunità e dalla cultura ebraica. Sì, io lo vedo un po' come una strumentalizzazione in alcuni dibattiti, però veramente ci sono ebrei di tutti i colori politici. Va bene, grazie mille Anna, grazie mille ancora per questa carrellata sulla comunità, questa volta ebraica di Francia, e ci sentiamo presto. Vi invito ad andare a guardare Rivista Studio perché è veramente un modo di approfondire le cose molto interessante. Grazie mille Anna Momigliano. Buonasera. Grazie mille, avete finalmente preso, diciamo, l'iniziativa e non è che devo stare sempre lì a dirvi mandate gli SMS su da bravi, li state mandando in autonomia. Per chi avesse bisogno di un po' di incoraggiamento in più, 346 64 277 56. Allora, Anonymous ci scrive: con la marcia di Parigi abbiamo conosciuto tanti ipocriti, e quindi diciamo non l'ha data a bere al nostro amico. Poi abbiamo Paolo da Brescia che dice: come mai non si è vista una bandiera UE ieri a Parigi? Beh, insomma, tra tutte magari ci sarà stata anche una bandiera UE, Paolo, io non lo so se non c'era. Ciao Marco, ci scrive un Anonymous. Sei Anonymous? Aspetta che scarrelliamo giù. No, Massimo, che invece porta la questione sull'Ucraina dicendo: guarda che Renzi sta sostenendo i nazisti in Ucraina, e tra i infiltrati del Fronte Democratico ieri in corteo a Parigi c'era anche il signor Poroshenko. Beh sì, scusate, l'avevo dato per scontato perché ne abbiamo parlato talmente tante volte di questa cosa che sinceramente anche a me ieri era passata di vista. Sì, certamente l'Ucraina, Poroshenko e tutto quello che ci siamo detti erano cose valide, lo sono tuttora. E mentre dedichiamo questa canzone che vi sto per mettere proprio a Marine Le Pen e a François Hollande, io vi invito a prendere la cornetta 0266 20 35 29. Appena finisce vorrei sentire come l'avete vissuta voi al telefono, sì, in televisione o sui social, insomma, come l'avete vissuta voi la manifestazione di Parigi di ieri, che cosa avete pensato? Ma prima
risposta alla domanda, sentiamo la vostra risposta alla domanda. Ieri come l'avete vissuta? L'avete vista questa manifestazione, ma oceanica e dire poco, che c'è stata a Parigi, milionate di gente che si sono riversate in piazza e quasi, nel senso, i leader di tutto il mondo che sono andati a traino della popolazione, perché non si poteva non esserci ieri. Voi che impressioni avete avuto? Sia quelle a caldo, che magari sono state così un po' ingenue, come sono tutte le impressioni a caldo, sia quelle che magari avete fatto oggi, qualche pensiero che vi ha raggiunto oggi, un po' più a freddo, un po' più razionale, unendo meglio i puntini. Sentiamoli, le vostre opinioni. 02 66 20 35 29 oppure sms 346 642 7756. Pronto? Sì, pronto, Alessandro da Treviso, ciao. Ciao Alessandro. No, chiedevo, tu sei Alessandro? No, Marco. Ah, ecco Marco, sì, Marco, io Antonello. Ma è uguale, io e Panza siamo intercambiabili da questo punto di vista. Bene, allora io ti esprimo le mie sensazioni mentre ho seguito un po' tutto l'andazzo. Sì. Ecco, ti prego però di prendere anche nota. Va bene, prendo nota. Per esempio, io ho osservato il basso indice di intelligenza che si è manifestato anche e soprattutto da certi nostri giornalisti per superare l'obiezione che noi generiamo odio verso l'Islam. E l'obiezione è questa. Ma ragazzi, non sono 10, non sono 100, non sono 1000, ma sono oltre 1000 anni che i signori islamici etichettano gli occidentali come degli infedeli. E allora se io continuo, per esempio, a rivolgermi al mio vicino di casa e gli dico e glielo manifesto che lo considero un infedele, e glielo dico oggi, e glielo dico domani, e glielo dico per un mese, per un anno, per 10 anni, per 100 anni, cosa credi che quello faccia nei miei confronti dopo? Per questo cui, ci sta. Ti posso però, scusa se ti interrompo. Un attimo. Ma la base dell'odio sì, sta proprio nella loro ideologia religiosa. Questo è un'opinione che mi sembra abbastanza consolidata a questi microfoni, pur avendo per carità porte aperte a qualsiasi distingue dissidenza su questo punto. Ma la domanda che ti volevo fare è: ieri, quando hai acceso la televisione, hai visto 2 milioni di persone e tutti i leader del mondo, che cosa hai pensato? Ho pensato che le persone che erano lì, quei 2 oltre milioni che erano lì presenti, non lo erano spinte dall'odio nei confronti dell'Islam, ma lo erano spinte dalla preoccupazione per la loro sicurezza e per la mancanza chiara di una normativa che regoli in modo preciso anche i rapporti tra queste e quelle religioni che ci sono nel mondo. Grazie mille. Prendiamo un'altra telefonata, vale tutto, sia una riflessione diciamo più a freddo sia una più a caldo, però partiamo dalla manifestazione di ieri, cioè quello è un fatto oggettivo, su quello costruiamo i commenti in base alle vostre impressioni. Pronto? Pronto? Sì, buon pomeriggio, ciao. Ciao, sono Mimmo da Genova. Ciao, la mia impressione è che i francesi dimostrano di avere più attaccamento alla propria cultura, alla libertà. Grazie Mimmo. Niente, volevo dire un'altra cosa. No, una alla volta, dai, grazie Mimmo. Prendiamo un'altra telefonata, scusami se ti ho tagliato brutalmente, ma abbiamo un altro ascoltatore che attende allo 0266 20 35 29, puntata a canguro, ve l'avevo promessa. Pronto? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buona Padania. Sono Marcella da Mediglia. Io, a parte che ho acceso e quando ho visto tutte quelle persone lì, le autorità schierate, mi sembrava che fosse un plotone di esecuzione. La mia impressione è che se avessero voluto veramente dire qualcosa, andavano in piazza queste 2 milioni di persone, non con le matite, ma con la vignetta. Quello era un contestare. Il resto per me è proprio una ipocrisia. Dici che ce n'erano poche di vignette esposte. Però se si voleva protestare perché potesse continuare, protestate con la vignetta, che forse, non lo so, sarà il motivo per cui. Certo. A me sembrava più giusto così, il resto è proprio la stessa cosa della stampa italiana, una tristezza. Padania libera. Grazie mille, sentiamo un'altra impressione.
vostra così a caldo a freddo, sto sentendo un po' di scetticismo, lo dico per invece gli entusiasti, cioè se voi siete voi degli entusiasti che ieri avete visto questa manifestazione, secondo voi è stato un grande colpo che ha dato la Francia al resto del mondo, è stato un segnale forte e importante della popolazione, insomma direi che siamo qua anche a raccontare queste impressioni, anche se ovviamente bisogna metterci sempre qualcosa in più, no? Quando si fanno questi fili diretti con voi. Pronto? Pronto? Eccoti. Ciao, Padania Libera, Emilio da Busto Arsizio. Ciao, Emilio. Dunque io l'ho vista in questo senso, secondo me da una cosa seria che doveva essere, Hollande l'ha trasformata in una farsa politica, anche perché poi tra l'altro i francesi, la gente che segue, sanno benissimo che quei 4 italiani che c'erano lì sono quelli poi che arrivano in Italia poi magari come hanno fatto dimettere Calderoli con la maglietta che aveva su, oppure non so, ci proibiscono di dire immigrato, cioè ne abbiamo parlato anche parlare corretto, dai. Grazie mille. Ecco, ciao. Grazie mille. E qui a Radio Padania sarebbe troppo facile, no? Fare una puntata in cui diciamo noi l'avevamo detto, abbiamo fatto le puntate, le abbiamo fatte, e mi sembra di aver capito, Origliato, che questa sera per chi ci ascolta in diretta c'è uno speciale proprio su Oriana Fallaci nel nostro palinsesto intorno alle 9:30, ma questo ve lo dico così perché proprio è chiaro che noi l'avevamo già detto. Ma adesso dobbiamo andare oltre, non basta il premio Cassandra, non ce ne facciamo niente, anzi di più, parlando a titolo personale avrei preferito sbagliare la previsione, quindi non sono affatto contento che le cose che abbiamo detto e gli allarmi che abbiamo lanciato qui a Radio Padania si siano un po' purtroppo avverati in maniera anche a stretto giro, perché noi parlavamo di questi combattenti stranieri già a febbraio-marzo e oggi è successo quello che è successo e speravo che non succedesse, speravo di prendere una gran cantonata. Sentiamo ancora un paio di telefonate delle vostre impressioni sulla manifestazione di ieri, su Hollande, su Renzi e su quella signora che c'era di fianco a Renzi. Sapete chi è quella signora che c'era di fianco a Renzi? Renzi che parlava con questa signora tranquilla, che sembrava un po' diversa da tutte le altre, era la presidentessa della Confederazione Elvetica, che si chiama Sommaruga di cognome, era lì in prima fila con gli altri e tutti i telecronisti un po' la saltavano, perché insomma se sei la Svizzera non è che sei al centro del mondo, e invece lei era lì tranquilla, beata, e Renzi probabilmente parlava con lei perché è meglio provare a parlare italiano che parlare in inglese, su questo possiamo ben dirlo ascoltando le ultime prove linguistiche del premier che ci è toccato in sorte. Ancora un paio di telefonate, poi vedo gli SMS lampeggiare. Pronto? Buonasera a tutti, sono Alessandra da Brescia. Ciao Alessandra. L'impressione che ho avuto io semplicemente è stata che hanno manifestato tutti per la libertà, ma è una libertà ipocrita perché la Le Pen e Salvini non l'hanno voluto e qui in Italia continuano quelli che sono andati là a far manifestare, a mettersi in mostra. Qui in Italia vogliono mettere il bavaglio proprio Salvini alla Lega, quindi è ipocrisia. Grazie. Tutto qua, ce l'ho dato sempre Padania Libera. Grazie, andava bene anche diciamo una manifestazione di così professione religiosa, non ci offendevamo di certo, qua si può dire tranquillamente. Pronto? Pronto? Sì, ciao. Ciao Marco, sono Filippo da Padova, felicissimo di sentirti. La mia idea riguardo alla manifestazione è viziata fondamentalmente dal fatto che io ho un disprezzo profondo per le manifestazioni oceaniche, soprattutto quando non hanno niente da dire, vale a dire nel 90% dei casi, perché è retorica allo stato puro. Al di là di questo, credo che il significato profondo della manifestazione fosse non tanto quello di voler comunicare qualcosa, quanto manifestare lo sgomento che c'è nelle persone e sembrava che tutti avessero dipinto in fronte non può essere come sembra, e invece io credo che sia proprio così. Il conflitto tra le religioni, certe religioni, è permanente ed non è affrontabile attraverso queste iniziative. Sono solo cose che non lasciano nessun segno. Questa è la mia opinione. Grazie mille. Prendiamo un'altra telefonata, l'ultima prima della piccola pausa pubblicitaria del GR, quindi non andate via che tra poco torniamo nella stretta attualità. Pronto? Sì, pronto? Sì, ciao.
Ciao. Niente, a me sembra che il tipo di persone che hanno partecipato, cioè non parlo dei politici che vabbè per loro è una passerella, però i francesi e la gente che Je suis Charlie eccetera, tutto questo atteggiamento così buono, così io l'ho già visto in migliaia di altre occasioni ed è un po' tipico della sinistra, cioè è così quella faccia ieratica da santi, da vittime eccetera, in realtà non porta mai a niente. Non so, ho visto il popolo viola, ne ho visti di tutti i colori di questi un po' diverso però, permettimi. Sì, no, d'accordo, però c'è un'altra faccenda. Allora, noi siamo di fronte a un'immigrazione incontrollata. Dici? Vogliamo chiedere, io se fossi Salvini, se fossi un esponente della Lega che va a questi talk eccetera, io chiederei, ma perché non chiediamo agli italiani? Noi non vogliamo questo tipo di società multietnica, chiediamo agli italiani se lo vogliono o no. Facciamo un benedetto referendum. Grazie mille, scusate se vado di fretta, ma ho gli sms. Allora, sempre gli Anonymous, che ormai sono dei nostri ascoltatori affidabilissimi, lo dico a chi sente dire Anonymous, sono più ascoltatori che non si firmano. Ecco, lo dico anche a chi interviene in diretta, ditelo all'inizio, pronto, sono Tizio, perché fa carino per chi vi ascolta, non per me, che per me è anche uguale, l'importante è quello che dite, però anche per chi ascolta è meglio, anche voi vi date un tono così medievale da Ducchi, pensa, sono Marco da Varese, è diverso da dire sono Marco. Allora, ho pensato comunque, scrive l'Anonymous, tolleranza zero e Je suis Salvini. Poi Monica da Brescia, erano tutti burattini di facciata quei leader, immagino riferisse ai governanti in grande spolvero ieri a Parigi. Claudio da Trieste, forse anche l'ISIS e i terroristi islamici hanno i loro collaborazionisti tra gli europei. E poi abbiamo Gian da Alessandria, che queste cose si affrontano con la razionalità preventiva, ho pensato, e non con l'emotività a posteriori. Meno parate e più efficienza. Poi, secondo un altro ascoltatore, la risposta emotiva del popolo è stata notevole, ma purtroppo a livello dei governi già il fatto che abbiano detto no a rivedere le norme di Schengen denota la tipica debolezza europea derivante dalla paura di fare cose impopolari, e ciò è pericoloso per noi tutti. Poi io non so se rivedere Schengen sarebbe così impopolare, so solo che proprio ieri Matteo Salvini ha chiesto di rivedere Schengen, levata di scudi da parte della cultura e non solo del governo italiano. Poi vai a vedere il ministro degli interni francese e anche quello spagnolo hanno detto sarebbe il caso di rivedere Schengen, quindi forse, nel senso, così fuori dal coro non aveva cantato ieri Matteo Salvini. Noi tra poco abbiamo un po' di pubblicità, il giornale radio, ma non andate via, perché torniamo e atterriamo proprio a casa nostra e sentiamo le comunità islamiche di casa nostra e come vengono trattate, ma dopo. Ci sono un tedesco, un giapponese e un italiano. Il tedesco sa scalare le montagne e attraversare le foreste. Il giapponese sa guardare i fiumi e torrenti impetuosi. L'italiano ha già fatto tutto questo e ora se ne sta comodo in città, perché sa fare una cosa meglio degli altri: parcheggiare! Panda Cross, il SUV tascabile.